Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite di questa puntata, l'avete già visto nella prima parte, è il professor Giorgio Palù, presidente dell'AIFA, e quindi una persona che ci ha spiegato in questo periodo quello che è successo e ci spiegherà anche quello che ci auguriamo tutti non succederà più. Ma abbiamo fatto un percorso in questa trasmissione nel raccontare l'episodio. Prima era la pubblicità, professor Palù, eravamo rimasti nel secondo arrivo di questo virus che è stato a ottobre-novembre, dove ha causato nelle case di riposo in Veneto e in tant'altro dei danni davvero irreparabili con molti morti, e nella domanda specifica che le ho fatto ovviamente si poteva fare qualcosa, lei ha dato una spiegazione molto chiara. Mi dicevo anche durante la pubblicità, è iniziato perché si sono riaperte le scuole, perché non eravamo politicamente anche pronti per i trasporti, per tant'altro. Gli errori principali sono stati quelli? Guardi, abbiamo imparato nel corso della pandemia, che la trasmissione avveniva anche dai soggetti asintomatici, ma c'era già nei primi lavori dei cinesi, perché c'erano soggetti con alta carica virale, quindi sono quelli che trasmettono di più il virus con maggior facilità, che erano completamente o asintomatici o paucisintomatici. Quindi abbiamo imparato, quindi più che dare le colpe, io direi, ecco, errare umanum, perseverare diabolicum, Certo. quello che avremmo dovuto apprendere. Poi, ecco, c'è stato quel periodo col lockdown, abbiamo visto che c'è stata una differenza, ecco, c'è un periodo di hiatus tra il lockdown e la decrescita della curva, e ci vogliono circa 15 giorni. E se lei ricorda bene, quando si sono state le riaperture delle scuole, guarda caso, 15 giorni dopo c'è stata un'impennata di tipo esponenziale dei contagi. Quindi voglio dire, anche le scuole hanno giocato un loro ruolo importante. E se veniamo a quest'anno, ecco, nell'altra fase, se possiamo vedere queste oscillazioni della curva su e giù, quindi l'epidemia che ritorna, anche in questa primissima fase, guarda caso, la curva che cresceva era quella dai 0 ai 9 anni, quindi ecco, un aspetto importante poi è stata non tanto l'ambiente scolastico, quanto l'attività periscolastica. Ovvio. E soprattutto i trasporti. Quello dovevamo saperlo, perché ricordo che all'inizio avevamo limitato al 90% i posti nei mezzi di trasporto. Poi siamo scesi al 50% quando abbiamo capito del rischio. Ecco, quindi l'adeguatezza dei trasporti e le attività. Sono stati commessi degli errori. Senta, professor Palù, arriviamo però alle mascherine, abbiamo capito, tra l'altro le mascherine quest'anno hanno ridotto, credo, al limite l'influenza, c'è poca gente che ha l'influenza. Negli anni scorsi, nei ambienti di lavoro dove ci sono molte persone, c'era sempre la maggioranza che aveva un'influenza, quest'anno con le mascherine molte meno, anche l'anno scorso. Ma detto questo, arriviamo ai tamponi. I tamponi oggi, diceva prima lei, ci sono quelli di ultima generazione, di quarta generazione, ecco. Sono ancora protagonisti per evitare che questo virus aumenti o si capisca benissimo da dove arriva, in che zona, in che cluster e tant'altro? Ma direi proprio di sì, nella fase soprattutto in cui la maggior parte delle regioni italiane sono addirittura sotto i 10 casi incidenti per 100.000 abitanti, è lì che il tracciamento è fondamentale, quindi sia un tampone molecolare che il tampone rapido, che adesso è equiparabile, quello di terza, quarta generazione, sono fondamentali, soprattutto visto che circolano queste varianti, e quindi potremmo spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai. Tornando, ecco, alle mascherine, diciamo sì, l'influenza non l'abbiamo vista per le mascherine, anche perché ce n'era poca nell'emisfero australe, probabilmente anche per lo stesso motivo, ma l'influenza sappiamo va a ondate, è un virus che conosciamo molto meglio e abbiamo un sistema di sorveglianza globale, perché ci sono laboratori in Cina, in Giappone, Adelaide, in Australia, nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti, quindi sappiamo già il virus quando appare la prima volta, viene sequenziato, possiamo allestire su misura i vaccini e anche i farmaci. Questo ancora non lo conoscevamo, quindi il fatto poi che l'influenza non l'abbiamo quasi vista ha anche un significato.
Questi virus appartengono a famiglie diverse, ma anche il coronavirus, il SARS-CoV-2, oltre a legare il suo recettore principale, che è l'ACE2, l'enzima di conversione dell'angiotensina 2, si lega anche all'acido ossialico, perché prima il virus incontra l'acido ossialico, incontra una serie... Che sarebbe in maniera più... L'acido ossialico è un acido che è presente su tutta la superficie delle nostre cellule, quindi è ubiquitario. E quindi questo serve a direzionare il virus che poi incontra il recettore. Ma l'acido ossialico, guarda caso, è il recettore del virus influenzale. Quindi i virus, lo sappiamo già, vale per i virus gastroenterici, vale anche per i virus respiratori. C'è una specie di competizione, si chiama interferenza virale. Senta, poi arriva, poi le devo chiedere anche ovviamente la comunicazione, poi ci arriviamo per gradi, poi arrivano questi vaccini e arrivano in un tempo record, tanti dicevano ci vorranno 3 anni, 4 anni, ovviamente facevano gli esempi che per l'AIDS ancora oggi non è uscito un vaccino per curare questa malattia. Escono in maniera rapidissima. E lì ne esce un po', al di là ovviamente che l'arrivo iniziale era sempre lento come le mascherine, d'altronde poi oggi invece abbiamo una copertura molto più tranquilla in una parte del mondo, in un'altra parte, come dicevamo prima della trasmissione, è ancora tutto da capire, però arrivano diversi vaccini. E lì nasce una confusione terribile, prendiamo l'AstraZeneca, prima i giovani, poi gli anziani, poi no, a quelli di meno 40 anni, poi in più a quello di 20, poi ci vogliono fare 2 dosi, poi arriva il Pfizer invece che bastano 2 dosi vicine, il Moderna, insomma. Questa confusione da dove nasce secondo lei? Perché tale è stata? Allora, diciamo, sì, ci può essere una confusione a livello comunicativo, ma facciamo una premessa. Allora, noi stiamo di fronte a una nuova minaccia. Abbiamo allestito in tempi rapidissimi dei vaccini. Ricordo che il primo vaccino l'aveva preparato Moderna 7 giorni dopo, è una piccola azienda biotech a Cambridge, Massachusetts, Boston, per intenderci, e l'aveva già sviluppato e aveva già cominciato a fare dei saggi sugli animali all'NIH, a Bethesda, che è il maggior centro di ricerca degli Stati Uniti, è l'Istituto Superiore Americano per la Salute, con tutte le varie divisioni, i centri di ricerca, quindi in tempi rapidissimi. Allora, diciamoci la verità, diversamente da quello che qualcuno ha detto, non si è saltata nessuna delle fasi, a fase 1, a fase 2, a fase 3, sull'uomo o sull'animale. Si è proceduti in tempi rapidissimi perché le agenzie regolatorie, e sono loro che devono ispezionare i dossier dell'industria farmaceutica, guai se non ci fosse l'industria farmaceutica, perché nessun laboratorio di ricerca sarebbe in grado di produrre un vaccino, ma addirittura di averne scorte per milioni e milioni di persone e di fare tutti i saggi. Sono milioni e milioni di euro o di dollari che vanno spesi e poi la disponibilità di fare i saggi su decine di migliaia di persone. Quindi le agenzie regolatorie, quindi non si tratta di non trasparenza, non è la comunità scientifica che deve saperle, devono saperlo prima le agenzie regolatorie che da noi si chiamano FDA negli Stati Uniti, noi intendo il mondo occidentale, e EMA, Agenzia per le Medicine Europea, che adesso ha sede ad Amsterdam, gli inglesi si sono tenuti e i canadesi hanno le loro agenzie, ecco, quindi voglio dire, la confusione è dovuta al fatto che, se c'è stata confusione, che noi abbiamo acquisito i dati clinici, quindi dell'efficacia dei vaccini, della sicurezza dei vaccini, man mano che siamo passati dalla fase 3, vale a dire la fase di sperimentazione su decine di migliaia di persone, quindi che è quella che vale, alla vaccinazione di massa, perché quando lei utilizza, e in tutte le fasi 3 si utilizzano dalle 10 alle 20 alle 30.000 persone, ma non di più, può misurare l'efficacia anche con un numero misure di soggetti saggiati con il vaccino contro un controllo, si chiama placebo, il vaccinato e il non vaccinato. Si vede
la produzione di anticorpi, di cellule del sistema immunitario, poi lì ci arriviamo, l'efficacia. ma quelli vaccinati in questi tipi di vaccini, le faccio un esempio, professor Palù, se si faceva l'AstraZeneca, per esempio già inizialmente tra una dose e l'altra dovevano passare 4 mesi, 3 mesi, mi corregga se dico dei tempi inesatti, mentre se faceva il Pfizer bastavano 3 settimane. Ecco perché questa diversità. Sono acquisizioni in itinere, ma alcune, che vuol dire, ecco, voglio dire, anche AstraZeneca veniva data dopo 4 settimane, perché siamo passati a 8 a 12 settimane? Per avere una copertura? Ma no, semplicemente perché passando nella vaccinazione di massa ci si è accorti che addirittura la protezione che all'inizio era del 60%, protezione dall'evento malattia, aumentava fino all'80% man mano che diciamo, aumentava il tempo che si frapponeva tra la prima e la seconda vaccinazione, e questo un virologo dovrebbe sapere, perché utilizzando un vettore adenovirale, è un vettore, il virus vettore, depotenziato, non è più virulento, non dà più malattia, veicola il gene vaccinale dove? Nel nucleo della cellula, lì permane per un certo tempo, che può essere alcune settimane, quindi nel tempo cresce la risposta immunitaria, quindi sono cose che abbiamo visto, diciamo, sul campo. Ecco perché, quindi la scienza medica clinica non è scritta sulla pietra, come nessuna scienza è scritta sulla pietra, deve sempre essere soggetta alla falsificazione, cioè a provare che non è falso quello che si prospetta, e deve sempre essere rimessa in discussione con quelle che sono evidenze che si acquisiscono. Esatto, è meglio che sul campo, quindi abbiamo imparato vaccinando milioni di persone, quelli che potevano essere gli effetti collaterali e quella che era l'efficacia dei vaccini e della risposta immunitaria. E oggi abbiamo un dato significativo in questo, cioè con tutti i vaccini che sono stati fatti possiamo già dire con certezza succederà questo, capiterà questo? Direi di sì, ne abbiamo 2 approvati a vettore adenovirale, facciamo i nomi, sono AstraZeneca, Vaxzevria e il Johnson & Johnson. Uno ha un vettore di adenovirus di scimpanzé, AstraZeneca, l'altro di adenovirus umano. Hanno 2 recettori diversi, uno è il recettore, comunque non sto a entrare in dettagli, certo. E poi abbiamo 2 vettori, 2 vaccini a mRNA che sono Moderna e Pfizer-BioNTech. Allora, ecco, questi sono molto simili, molto efficaci, ecco, questi sono quelli che hanno validato i nostri enti regolatori. E quindi sappiamo che un vaccino con vettore nanoparticelle che avviluppano, quindi sono delle vescicole lipidiche molto fisiologiche che veicolano all'interno questi mRNA messaggeri. Cos'è? Una molecola informazionale che dà l'informazione per produrre la proteina S. Sono tutti basati su un unico antigene, che è la proteina di superficie. Quindi vuol dire che oggi, dopo tutti i vaccini che sono stati fatti, di un tipo o dell'altro tipo, come lei ora ha spiegato, diciamo che c'è una conoscenza certa del funzionamento di questi vaccini, in termini di sicurezza del paziente, uso questo termine. Di come funzionano al meglio, ecco perché, veniamo alla comunicazione, sia l'EMA prima, poi anche l'AIFA, sono ritornate su alcune decisioni, ma alla luce di quali dati? Di dati confermati sul campo che indicava qual era il miglior modo di somministrare, qual era la migliore schedula di somministrazione e poi alla fine recentemente che si poteva alternare un vaccino con un altro avendo addirittura un potenziamento, quindi un vaccino a vettore adenovirale con un vaccino a RNA messaggero. Della comunicazione so che lei ci tiene, ma ci arriviamo per gradi. Arrivano questi vaccini, oggi in Italia ci sono più di 2,5 milioni di sessantenni in su che non si sono vaccinati. Questo potrebbe essere un problema e bisognerà convincerli che molti di loro riescano ad andarsi a fare questo vaccino, professor Palù? Sono scesi a circa 1.700.000, perché diciamo che il generale Figliolo ieri, è molto attivo. Ahimè, ecco, questa è la popolazione più a rischio, perché nella decada dei 60-70 chi contrae l'infezione ha una mortalità del 2,8%,
mortalità che cresce nella decade dai 70 agli 80, arriva vicino al 10% e dagli 80 a 90 addirittura al 15%, quindi è un rischio che progredisce con l'età. Perché? Con l'età ci sono comorbosità, altre patologie, quindi vanno coperti i soggetti a rischio. Quello che ci addolora, ecco, ci dispiace, è che in questa fascia ci siano alcuni renitenti, esitanti, se non addirittura negazionisti, che negano l'efficacia del vaccino. Facendo questo, ecco la cosa importante, va anche detto ecco, che per la prima volta con la pandemia, soprattutto la classe medica, gli operatori sanitari, che erano anche loro un certo numero esitanti a vaccinarsi per l'influenza, erano diciamo quella fascia di popolazione che si vaccinava forse meno per l'influenza, ma c'è stata invece in questo caso diciamo, un'adesione quasi totale, quasi al 100%. Ecco, quindi anche la popolazione su questo esempio è andata dietro, però c'è ancora qualcuno e qui ha importanza, ha impatto la comunicazione. Certo. Senta, professor Pallu, adesso succede che in questo periodo dicono che anche i giovani, 9, 10, 12, 13 anni, bisogna vaccinarli perché anche loro sono portatori magari sani di questo virus, cioè sicuramente non subiranno delle gravi conseguenze, però sono di portatori. Lì è importante anche con quelle persone a riuscire ad coprire una larga vasta di persone appunto di vaccino. Allora diciamo subito per fare chiarezza che da 0 a 12 anni ci sono studi in corso, ma non è ancora completata la fase 3, quindi né FDA né EMA hanno, sia Pfizer che Moderna la stanno facendo, ma non hanno ancora i dati, quindi inutile che parliamo da 0 a 12, parliamo da 12 ai 15 ai 16 anni, ecco lì i dati ci sono, c'è ancora, e questo dispiace dirlo, ma diciamo, ecco se vogliamo, lei mi invita sempre a cercare quelli che sono stati gli errori o diciamo le distonie o le asimmetrie nel modo di comportarsi delle varie nazioni europee. Beh, francamente, ecco, la Germania, che ha, oltre al suo ente regolatorio, che è il Paul Ehrlich Institute, un istituto famoso che fa ricerca, una commissione che si basa al Robert Koch Institute, un altro istituto, sto citando due persone famose nella storia della medicina e della microbiologia. Ecco, ha un'altra commissione che si chiama STIKO, per le vaccinazioni, e la Germania per esempio ha deciso che nell'età diciamo 12 anni, 15, 16 anni ha deciso di darlo solo a quegli adolescenti che hanno altre patologie a rischio. Quindi perché ha considerato gli studi di validazione, ed erano condotti su poco più di 2000 persone, non sufficienti, non tanto per dimostrare l'efficacia che è del 100% negli adolescenti, quindi più bassi andiamo con l'età e più il nostro sistema immunitario risponde, ma perché erano insufficienti quei numeri secondo i tedeschi, i virologi tedeschi, gli immunologi, la STIKO è fatta di persone veramente esperte e anche di bioeticisti, oltre che di clinici, non erano sufficienti per garantire diciamo, la sicurezza. Ecco, quindi diciamo che questo è un approccio molto cautelativo. Però ecco, io credo che sulla base dei dati che abbiamo imparato, soprattutto variante Delta che infetta di più gli adolescenti, che hanno più o meno gli stessi recettori, ma i bambini più giovani hanno meno recettori, ma li infetta meglio perché ha il 50% in più di capacità di diffondersi della variante alfa, che è la variante inglese che a sua volta era 30% più infettante del ceppo originario cinese. Quindi io direi che sarà importante se vogliamo avere una copertura, soprattutto adesso che si aprono le scuole a settembre. Non commettiamo, ecco, chiamiamo così, l'imperizia di non vaccinare questa popolazione e soprattutto gli adulti, i professori che insegnano nelle scuole e che potrebbero essere non solo via di trasmissione
ma anche soggetti passibili di grave manifestazione morbosa. Ecco, ma senta, secondo lei, prima della pubblicità, professor Palù, il piano vaccinale, visto che c'è un impegno ovviamente dal nuovo commissario, appunto dal generale che ha in mano tutta la faccenda e che sta facendo un buon lavoro, secondo lei la copertura del 70-80% degli italiani quando sarà completata? Ma Figliolo ci ha detto, è un vero esperto di logistica, molto più di un responsabile di Amazon, e abbiamo visto come è cambiato il quadro, diciamo, delle vaccinazioni e le coperture vaccinali. Per settembre dovremmo avere una copertura sufficiente, ricordo la copertura vaccinale dipende dall'indice di diffusività, di replicazione, l'R con T di un virus, per avere una, diciamo, immunità di comunità o di gregge in Italia, però ricordiamo... In Italia, poi arriviamo per lei. Questo vuol dire, professor Palù, che se l'80% degli italiani, indipendentemente dall'età, l'80% degli italiani, quindi su 60 milioni di italiani, quasi 48 milioni sono vaccinati, 50 milioni vaccinati, noi possiamo andare via liberamente vicini, senza mascherina, cioè questo vaccino ci permette di vivere. Dopo non potrà essere così perché la comunicazione, la globalizzazione è ben diversa, però questo vorrebbe dire che se viviamo solo in Italia possiamo andare via tranquilli e fare tutto quello che facevamo prima? Beh, questo perlomeno i dati epidemiologici, perché se con l'R con T è ben al di sotto di 1, quindi vuol dire che una persona non trasmette a un altro anche se non è vaccinato, quindi dovremmo essere molto più sicuri, ecco, però io ci tengo a dire, siccome quello che abbiamo capito, soprattutto la variante Delta, che ha delle caratteristiche che la diversificano in particolare dal virus influenzale, abbiamo imparato che questo virus persiste più a lungo, quindi ha un periodo di incubazione più lungo di quello dell'influenza e dei comuni virus respiratori che conoscevamo, può avere titoli elevati, ha un indice di diffusione che può arrivare anche a 4 queste nuove varianti che sono più contagiose, quindi la copertura va spinta il più possibile. Quindi vuol dire che potrebbe succedere, perché ho la pubblicità potrebbe succedere anche che c'è bisogno della terza dose con delle varianti, con determinate varianti. Arriviamo poi alla terza dose, ma anche perché non siamo chiusi in Europa o in Italia. Andiamo in pubblicità. Il mondo è globalizzato, ci sono miliardi di persone non vaccinate. Professor Palù, con tantissime cose è già passato quasi un'ora, pensi quante cose ancora da chiederle. Poi mi taglierà, no? No, non la taglio, no, ci mancherebbe altro, tra poco.